Come abitudine, io non presento gli autori della lezione perché sono assolutamente noti a tutti. Tra l'altro, Alberto Semi ha scritto innumerevoli lavori su questo tema e quindi è sicuramente per tutti un riferimento chiaro. Dirò solo una cosa però su di lui che credo pochi sappiano e credo sia simpatico dirla a tutti stasera, perché Alberto è stato di recente nominato dal Ministero della Cultura come membro effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e domenica prossima ci sarà la sua nomina a Palazzo Ducale a Venezia. Se fossimo in presenza si sentirebbe l'applauso, lo facciamo solo a distanza. È una cosa che mi faceva piacere sapessimo tutti, visto che è proprio recentissima e quindi è molto probabile che non tutti la sappiano. Allora, cominciamo, diamo la parola ad Alberto. Io un attimo solo condivido lo schermo, vediamo se così dovrebbe andare bene. La sua lezione ha come titolo un rigoroso metodo sconvolgente e gli do subito la parola e letta la relazione, eventuali commenti li facciamo dopo. Bene, grazie. Intanto grazie di essere stato invitato a parlare appunto di un tema che mi è molto caro. Quando mi sono posto il problema di cosa scrivere, mi sono ricordato di questa frase intenzionale di Freud che cito qui all'inizio, che dice che l'intento di questo breve scritto è radunare i capisaldi della psicoanalisi esponendoli, per così dire, dogmaticamente nella forma più concisa possibile e col massimo rigore terminologico. Io cercherò di conformarmi a questa premessa, che è la premessa al compendio di psicoanalisi, ritenendo di rivolgermi a un pubblico qualificato, il quale pubblico qualificato paradossalmente è, secondo me, maggiormente esposto al rischio della trascuratezza terminologica, perché usa continuamente questi termini e l'uso consuma le parole. Lo spazio di questa lezione, d'altra parte, richiede la forma più concisa possibile e quindi io comincerò con delle definizioni che non sono finalizzate a creare delle convinzioni, ma più semplicemente a spiegare il significato che io attribuisco ad alcune parole. E naturalmente le prime parole da definire sono il sostantivo metodo e l'aggettivo qualificativo psicoanalitico. Per metodo intendo l'insieme delle prescrizioni notate cui tener fede relative allo svolgimento di un'attività conoscitiva di un dato oggetto. Per esempio, il metodo sperimentale indaga la realtà esterna in quanto riproducibile in un contesto operativo idoneo a esercitare un'attività conoscitiva. Notate che questa definizione è molto a maglie larghe, cioè per esempio non dice a quale realtà esterna si rivolga, che si tratti di un'ameba o di un atomo, né chiarisce quale sia il contesto operativo idoneo. Fissa però come criterio alla base delle prescrizioni cui tener fede, e questo è un criterio fondante e non rinunciabile, fissa come criterio quello della riproduzione e della riproducibilità. La riproduzione, cioè la estrapolazione dalle condizioni naturali e la costituzione all'interno di qualcosa che chiamiamo laboratorio del fatto che abbiamo intenzione di conoscere e che solamente nel momento in cui entra nel laboratorio possiamo cercare di costituirlo come un fenomeno da studiare. Quindi la distinzione tra fatto e fenomeno. Per quanto ci riguarda poi l'aggettivo qualificativo psicoanalitico intende individuare uno specifico metodo in relazione a uno specifico oggetto.
l'oggetto specifico della ricerca psicoanalitica è costituito dall'attività psichica e anche il nostro metodo serve a indagare la realtà fattuale, il fatto di accorgersi dell'attività psichica, in quanto riproducibile però in un contesto operativo idoneo. Queste definizioni e delimitazioni, se volete, hanno moltissime implicazioni, però io qui ne sottolineerò tre che a mio avviso sono imprescindibili. La prima implicazione, che non è sempre evidente, è che esistono molti e diversi metodi di conoscenza e che il metodo psicoanalitico costituisce solo uno di questi metodi, anzi l'ultimo individuato, rispetto per esempio al metodo sperimentale, è tuttora in corso di elaborazione. Anche i metodi conoscitivi hanno quindi una dimensione storica e anche il nostro. Questa prima implicazione è un'affermazione importante, certamente non accettabile da moltissimi sostenitori della nostra condivisione del metodo scientifico inteso come metodo conoscitivo unico. Ad esempio, forse Freud, che era molto come dire, legato all'idea di seguire il metodo scientifico, forse Freud non l'avrebbe condivisa in questi termini. Oppure anche per chi condivide, pensa che noi condividiamo un qualche metodo ermeneutico o comunque appartenente al dominio delle discipline non scientifiche. Cioè, io penso che il metodo psicoanalitico abbia delle ovvie concordanze con altri metodi di conoscenza, ma se ne differenzi nettamente. Altrettanto sostengo che gli altri metodi di conoscenza sono, per quanto riguarda i loro oggetti, fondamentali, cioè che non si può prescindere da certi metodi per certi oggetti. Cioè penso che allo stato attuale, e questa è una condizione dell'umanità, noi conosciamo in molti modi e con metodi diversi e possiamo conoscere diversi oggetti, ma so che questa situazione è frustrante. A tutti è difficile riconoscere che il nostro pensiero possa disporre di diversi modi di conoscenza e che ciascuno di questi modi esiga un metodo per pervenire appunto alla conoscenza. Figurarsi poi quando si scopre che esistono modi di pensare e conoscere totalmente inconsci. Comunque, questa implicazione relativa alla pluralità di metodi conoscitivi riguarda anche le differenze di metodo all'interno del mondo psicoanalitico. Uso la parola nel senso sociale del termine, cioè tutto il vasto mondo che si dice psicoanalitico. Accenno solo per inciso al fatto che il concetto di differenza ha molte significazioni psicoanalitiche e che nel nostro mondo culturale attuale è uno dei concetti più intollerabili, fino a giungere alla cosiddetta cancel culture. Perciò c'è anche il rischio, anche nostro, di essere preda felice del conformismo culturale, negando le differenze tra metodi diversi e favorendo quello che a mio avviso è un abominio conoscitivo che si chiama ecumenismo psicoanalitico, che tra l'altro ha avuto l'effetto di sdoganare qualsiasi gruppo, società, associazione che si dica psic con o senza O. Aggiungerò che personalmente ritengo che dovremmo essere molto orgogliosi del fatto che la psicoanalisi abbia elaborato un metodo conoscitivo specifico. Elaborare un metodo conoscitivo è un qualche cosa che capita ogni qualche secolo. La seconda implicazione, altrettanto poco evidente, è che le conoscenze derivanti dall'uso di un metodo non sono immediatamente confrontabili con le conoscenze derivate da un altro metodo. Questa è una cosa che sappiamo dai tempi di Diogene, il quale, alzandosi e facendo 4 passi in silenzio, rispose al cosiddetto sofisma di Zenone, relativo ad Achille e alla tartaruga. Sappiamo dunque che, ad esempio, le conoscenze derivanti dall'uso di un metodo logico-razionale non sono immediatamente confrontabili con le conoscenze derivanti dal metodo sperimentale. Il ragionamento di Zenone è impeccabile, per cui
Diogene sta zitto, Diogene non vuole smentirlo, ma la conoscenza empirica fornisce risultati altrettanto impeccabili, nel senso che Achille acchiappa sempre la tartaruga. E quindi non sono immediatamente confrontabili i due risultati. Da notare appunto che Diogene non smentisce Zenone. Le conoscenze derivanti da un metodo non sono smentibili con conoscenze derivanti da un altro metodo. A maggior ragione le conoscenze derivanti dall'uso del metodo psicoanalitico non sono immediatamente confrontabili con le conoscenze derivanti dall'uso di altri metodi. Osserviamo però che il fatto di conoscere intellettualmente da 2500 anni questa situazione non implica affatto che la accettiamo. Vedi ad esempio i nostri rapporti con le neuroscienze, che non possono né smentire né confermare le nostre scoperte e costruzioni. Ma vedi anche i rapporti tra metodi diversi in ambito psi, che spesso sono caratterizzati o dal non riconoscimento delle differenze o, al contrario, dalla presunzione di reciproca immediata smentibilità, come se con un metodo si potesse smentire i risultati ottenuti con l'altro. La terza implicazione, anch'essa poco evidente e anzi poco tollerabile, è che il metodo psicoanalitico ha una propria specificità che lo differenzia sia dal cosiddetto metodo scientifico sia da quello delle scienze sociali, e che questa specificità deriva anche da alcune caratteristiche dell'oggetto da conoscere, cioè l'attività psichica. Ora, l'attività psichica è un fatto constatabile da tutti, non è un concetto di grande livello di astrazione, né di per sé è un fenomeno. Perché mi centro su questo concetto di attività? Perché l'attività è osservabile e una attività consente sempre di osservare una differenza tra un prima e un dopo. Nel caso dell'attività che chiamiamo psichica, il prima è caratterizzato, diciamo così, dalla bocca chiusa, il dopo dall'emissione di qualcosa a bocca aperta. Che si chiami ruach, logos, anima, verbum, psiche, il fatto è che assieme al fiato è comparso qualcosa che prima non c'era, come possono osservare tutti, e che già il nominarlo, questo qualcosa, implica un tentativo di teoria. Come si spiega la comparsa di questo fatto? Beh, questa è la domanda che fonda il nostro lavoro e la nostra ricerca. È anche una domanda che non interessa alla massima parte dell'umanità, che si limita a usare questo fatto, ma che ha sempre interessato coloro i quali si sono occupati in ogni modo della psiche. Anche questa è una constatazione di fatto che però non vuole implicare alcun giudizio di valore. Voglio dire, non è assolutamente meglio che uno studi questa cosa o se ne accorga, non c'è una graduatoria in questo. Anche questa è una constatazione di fatto, dunque, e non mi soffermo poi sulla storia e la fortuna di questa domanda, cioè su come si spiega la comparsa di questo fatto, perché dovrei fare infinite citazioni di autori che non sono psicoanalisti, ma filosofi, artisti, scrittori, letterati, che abbellirebbero questo testo senza aggiungere qualcosa di specifico. E qui non voglio sedurvi, cioè portarvi fuori strada, ma invitarvi a seguire un ragionamento. E allora, per quanto ci riguarda, per poter cercare di rispondere a questa eterna domanda, occorre passare dal fatto al fenomeno. È necessario, cioè, creare le condizioni per cui il fatto, osservabile da tutti, divenga un fenomeno indagabile e conoscibile. Come vedete, sto andando a piccoli passi, tenendomi a un livello di astrazione basso, sottolineando però le caratteristiche, a mio parere, distintive delle idee che vi vado proponendo. Ad esempio, uso il concetto di partenza attività psichica anziché quello di realtà psichica o addirittura di inconscio, che implicano già un livello di astrazione maggiore e una distanza dall'esperienza quotidiana. La finalità di questo tipo di approccio è quella di sottolineare
che esistono delle difese, delle opposizioni comuni a gran parte del genere umano che tendono a evitare di riconoscere le caratteristiche dell'attività psichica e che con queste difese importantissime abbiamo tutti, compresi noi analisti naturalmente, abbiamo tutti a che fare. Quali sono allora le caratteristiche dell'attività psichica intesa come fatto che ci spingono a cercare le condizioni per costituirla come fenomeno indagabile e conoscibile? Beh, innanzitutto, lo sappiamo tutti, la lacunosità e la non autosufficienza manifeste del fatto attività psichica cosciente. Ci sono 3 constatazioni esperienziali condividibili da tutti, ma sulle quali in pratica l'umanità cerca di evitare di riflettere. Le compendio in questi termini. A. L'attività psichica cosciente ha bisogno di un continuo rifornimento di materiale, proveniente dall'interno dell'individuo, ma di cui l'individuo soggettivamente non sa nulla. Qui si possono fare svariati esempi, ma l'esempio più evidente è quello della parola. Io in questo momento, se adopero la parola soggettivamente, non posso dire che cosa è successo dentro di me per cui mi si è presentata giusta questa parola alla coscienza. Ora, questo materiale che proviene dall'interno, da cos'è costituito? Noi coscientemente non lo sappiamo e perciò usiamo di una categoria, quella delle rappresentazioni o forlesumi, che vanno tenute ben distinte dall'effetto cosciente. C'è ad esempio una parola e una rappresentazione di quella parola che ipotizziamo esistesse o si sia formata nel momento in cui ne abbisogniamo. Le rappresentazioni poi veicolano naturalmente anche affetti, oppure sono, si può dire, colorate dagli affetti. Possono esistere anche affetti senza rappresentazioni che li qualifichino? Questo è un grosso tema, come sapete, e però è un tema al quale conviene lasciare un punto interrogativo. Punto B. I legami tra contenuti psichici non avvengono su basi razionali se non in parte e possono essere perduti e poi recuperati solo tramite altri procedimenti, come sappiamo anche qui da millenni. Il fenomeno dell'associazione è stato già segnalato da Platone e da Aristotele e anche l'arresto delle catene associative e la possibilità di fermarle è stato segnalato da una tonnellata di filosofi. Per di più, i legami coscienti tra contenuti psichici sono spesso falsi, cioè senza che soggettivamente sappiamo perché ci sia una necessità di una coerenza logica che ci fa costruire legami a qualunque costo. È difficile tollerare di avere qualcosa in mente che è slegato da qualcos'altro. Il sistema conscio costruisce legami uno dietro l'altro. Conseguentemente, si può osservare che l'attività psichica è in massima parte inconscia, anche solo descrittivamente, cioè sfugge alla coscienza. Per chi volesse, ritrova questo tipo di argomentazione all'inizio del saggio di Freud su l'io e l'esso. Il problema è dunque quello di costituire una situazione operativa che consenta di indagare ciò che sfugge in tutti i sensi alla coscienza e che pure è essenziale al funzionamento della stessa attività psichica cosciente. Perché se, per esempio, non ci fossero qualche cosa che produce le parole, non saremmo nemmeno qui a parlarne. La quale attività psichica cosciente, essendo lacunosa, limitata e dunque inaffidabile, andrà per quanto possibile messa da parte. Insomma, bisogna poter costruire quello che possiamo chiamare il laboratorio, nella pratica quello che chiamiamo il nostro studio, nel quale poter svolgere le attività conoscitive. E innanzitutto per poter osservare operativamente ciò che sfugge alla coscienza ma viene dall'interno, bisogna limitare le interferenze dall'esterno. In primo luogo limitando gli stimoli che possono provocare le percezioni,
non solo la luce diffusa, l'ambiente costante, perciò poco stimolante, la posizione distesa rilassata, ma anche il ritmo costante delle sedute. Perfino l'osservatore indagatore non è visibile dall'analizzando e non dovrebbe entrare a far parte della sua realtà esterna se non per le necessità minime, i saluti all'ingresso e all'uscita, il pagamento, gli accordi contrattuali. Insomma, il laboratorio serve a strutturare una situazione nella quale si privilegia l'attività psichica rispetto a qualsiasi altra cosa. In secondo luogo, però, bisogna riconoscere che la specificità del metodo psicoanalitico sta nel fatto, e questo è fondamentale, che lo strumento di indagine è lo stesso dell'oggetto indagato. L'attività psichica è indagabile tramite l'attività psichica altrui o propria. Questo appunto è davvero quello fondamentale. E costruito il laboratorio adeguato all'oggetto da indagare, bisogna passare all'indagine vera e propria e agli strumenti adeguati anch'essi all'oggetto. Visto quello che ho detto prima, lo strumento da evitare di usare per quanto possibile è l'attività psichica cosciente, soprattutto quella sua parte che chiamiamo ragione. Ma come fare? L'attività psichica cosciente è inaffidabile, incompleta, falsificante. Il nostro problema è allora quello di considerare questa attività cosciente come una preliminare opposizione, una resistenza per così dire fisiologica, e in questo senso la nostra ricerca è innaturale, è una resistenza fisiologica che si oppone alla ricerca di quello che la determina, cioè alla ricerca dell'inconscio. Abbiamo a disposizione a questo proposito un dato di fatto importantissimo che è il sogno. Il vantaggio del sogno è quello di non poter essere misconosciuto, nel senso di non essere riconosciuto come proprio. Stamattina ho fatto un sogno, io ho fatto un sogno. Voglio però innanzitutto sottolineare una caratteristica importante del sogno. Il sogno è il ricordo cosciente di un'attività compiuta durante il sonno, ma proprio in quanto ricordo cosciente ci segnala il fatto che la coscienza può, in determinati tempi e modi, tollerare dei prodotti psichici propri e tuttavia in qualche modo estranei, anche se per tollerare un simile ricordo la coscienza lo falsifica, lo rielabora, lo sottopone insomma alle proprie regole di funzionamento, quella che noi chiamiamo l'elaborazione secondaria. Però, e nonostante tutto, il sogno testimonia che l'attività psichica cosciente può accettare in determinati momenti anche fisiologici, per esempio al risveglio, di riconoscere l'esistenza di contenuti psichici e di modalità di pensiero, soprattutto, per lo più inaccettabili. Allora, il nostro problema è come consentire di utilizzare questo dato di fatto per poter accedere a qualcosa che per ora chiamiamo descrittivamente inconscio, che costituisce il vero pensiero, cioè l'attività psichica che produce anche l'effetto di coscienza. E lo facciamo tramite l'uso privilegiato di ciò che chiamiamo libera associazione. La libera associazione allora è in realtà in primo luogo una libera dissociazione, cioè è una rinuncia all'uso dei legami che la coscienza costruisce abitualmente. È il riconoscimento del fatto che si affacino alla coscienza dei contenuti ideativi e affettivi che abitualmente disturberebbero il pensiero cosciente, razionale e logico, e che invece vengono in tal modo individuati come rappresentanti dell'esistenza di un procedimento di pensiero differente da quello abituale. Il metodo delle libere associazioni, infatti, da un lato consente di rompere sistematicamente i collegamenti tra contenuti psichici coscienti, dall'altro consente di intravedere o individuare o indovinare nessi e apparenti legami tra contenuti psichici disparati, individuando in tal modo delle modalità di pensiero completamente differenti da quelle coscienti e preconsce. Si è potuto scoprire in tal modo e si può riscoprire continuamente il processo inconscio di pensiero, quello che realizza il vero pensiero, quello che determina poi
nonostante tutti i camuffamenti cui viene sottoposto la nostra attività psichica. Il metodo delle libere associazioni è il metodo di indagine psicoanalitico vero e proprio, è quello che consente di passare dai fatti ai fenomeni psichici. Assuefarsi, e io oserei dire rassegnarsi, perché da questo punto di vista non è mai del tutto facile superare la resistenza al dissociare il lavoro della coscienza, ma assuefarsi al metodo delle libere associazioni è difficile e in qualche modo innaturale. È noto fin dall'inizio, fin dagli studi sull'isteria, che contro l'uso di questo metodo vanno forze intense e tenaci. Sicché possiamo affermare oggi, dopo più di un secolo, dopo 120 anni dall'interpretazione dei sogni, che in ogni trattamento psicoanalitico l'uso di questo metodo è contrastato in tutti i modi da tutti i partecipanti all'impresa analitica. È limitato, perfino rischia di risultare episodico e sorprendente quando il paziente magari cerca di sviluppare un discorso logico e però compare il fenomeno associativo come nel lapsus. Ma possiamo anche affermare che quando si riesce a usarlo, questo metodo consente scoperte e trasformazioni assolutamente eccezionali. La stessa interpretazione dei sogni ne è un esempio, frutto com'è da un lato del processo autoanalitico di Freud e dell'uso esteso dall'altro lato del processo associativo per l'analisi stessa dei sogni. Sottolineo che quello che desidero mostrare è la coerenza di un metodo e la sua specificità. E a proposito di coerenza segnalo dunque subito che il metodo delle libere associazioni, avendo per oggetto e per strumento l'attività psichica, è usato per ogni attività psichica implicata nella ricerca, ossia sia quella del ricercatore analista, sia quella dell'analizzante. Non mi soffermo qui sugli aspetti tecnici della regola fondamentale, vedremo più avanti il problema del rapporto tra metodo e tecnica. Mi soffermo invece un attimo sull'attività psichica del ricercatore, dell'analista, perché spesso non è evidente la radicalità di questa implicazione. Sarebbe incongruo se la trasformazione dal fenomeno dell'associazione a un metodo di uso esteso e privilegiato dell'associazione riguardasse solo l'analizzando, quasi che l'attività psichica cosciente dell'analista potesse sfuggire alla constatazione delle sue caratteristiche che la rendono poco utilizzabile. E ho sempre personalmente considerato un po' ipocrita chiamare la regola fondamentale per l'analista regola dell'attenzione fluttuante. È giusto chiamarla così solo se si riconosce che essa implica il fatto di essere gleichschwebende, cioè ugualmente fluttuante, nel senso di essere consonante con l'andamento del discorso associativo dell'analizzando. Cioè se si sottolinea un dato fondamentale che le comunicazioni associative del paziente entrano nell'analista, nel suo mondo inconscio, provocando uno sviluppo di attività di pensiero inconscio alla quale poi l'analista reagirà in vario modo, sia a livello inconscio, sia a livello preconscio, sia a livello conscio. È questa l'altra implicazione o conseguenza dell'uso delle libere associazioni. Questa è una scoperta fondamentale e letteralmente sconvolgente, della quale, badate, non si riescono a tollerare a lungo le implicazioni e che perciò ogni generazione di psicoanalisti deve in qualche modo riscoprire e magari capita che lo nomini con altri termini. Badate che qui non sto parlando di transfert o di controtransfert, che sono esperienze particolari e specifiche condizionate dal procedimento tecnico. Né sto parlando delle dinamiche identificatorie. Sto invece indicando un fenomeno generale reso osservabile dal metodo psicoanalitico. Lo spessore della comunicazione verbale, che veicola poi anche sempre degli affetti, è uno spessore enorme e inconscio. La comunicazione cosciente è solo una piccola parte
della totalità della comunicazione. Il procedimento associativo consente di cogliere un'altra parte, nella pratica sempre una piccola parte, ben inteso, ma è una parte altrimenti inarrivabile. Riconoscere questa realtà della comunicazione psichica ha importanti implicazioni, la prima delle quali riguarda l'analista. Riesce nel suo studio laboratorio l'analista a riconoscere che i pensieri e gli affetti, ovviamente, che gli si affacciano alla coscienza sono sempre pensieri altrui e insieme anche reazioni proprie a pensieri altrui? In altri termini, come può tollerare non solo di essere, per così dire, invaso dal pensiero altrui, ma anche in un certo senso, che è un problema narcisistico, e conseguentemente all'invasione, di non essere più se stesso. Con stile molto signorile e austro-ungarico, Freud fa un elenco di queste difficoltà e delle possibili reazioni nelle osservazioni sull'amore di traslazione del 1914. Ma qualche anno prima aveva già annotato che pretendiamo molto, sto citando, pretendiamo molto non solo dall'analizzato, ma anche dal medico, se gli chiediamo di rinunciare durante il trattamento alle rappresentazioni finalizzate coscienti e di abbandonarsi interamente a un orientamento che continuamente ci appare come casuale. Notate qui la descrizione, perché quando improvvisamente a noi viene in mente una cosa che sembra non entrarci assolutamente con quello che sta dicendo il paziente, viceversa, quella è la comunicazione che ci è arrivata. Però, aggiunge Freud, posso assicurare che non c'è una volta che non valga la pena di avere fiducia nei propri principi teorici e di persuadersi a non contendere alla guida dell'inconscio il ristabilimento delle connessioni. Come dire, Freud qui indica una specie di competizione tra il sistema conscio e preconscio dell'analista, che cerca di ristabilire delle connessioni, di creare delle coerenze, e l'inconscio che viceversa propone continuamente del materiale che ha dei collegamenti molto diversi da quelli del sistema preconscio e conscio. Dice quindi, signori miei, rinunciamo a metterci in concorrenza con l'inconscio, se vogliamo vederlo. Dunque il metodo implica in questo senso il riconoscimento di una condizione di parità, notate, tra analizzando e analista, perché le comunicazioni ovviamente vanno in tutti e due i sensi, ma che solo l'esperienza della propria analisi e dei propri conflitti inconsci può rendere in qualche modo utilmente impari. Si può creare una dissimmetria solamente in questo modo. Però allora si pone il problema come usare di questo metodo, elaborando strategie adeguate per ciascun oggetto specifico da indagare. E allora per proseguire nella nostra disamina del metodo occorre che ci soffermiamo sulla differenza tra metodo e tecnica. Infatti le attività pratiche finalizzate a consentire il raggiungimento degli scopi del metodo, le attività pratiche, sono organizzate da regole tecniche. La tecnica, dunque, allora deve essere da un lato coerente col metodo, dall'altro adeguata all'oggetto indagato. La distinzione del metodo come procedura generale e della tecnica come insieme di strumentario pratico adeguato alla situazione indagata è fondamentale. E la confusione del metodo con la tecnica rende difficile o impossibile confrontare e discutere i risultati ottenuti con tecniche diverse. Perciò mi sembra utile trasformare il triangolo classico composto, quello che c'è anche nella definizione dell'IPA, della psicoanalisi, il triangolo classico composto da teoria, metodo e clinica, trasformarlo in un tetraedro composto da triangoli equilateri ai cui vertici stanno teoria, metodo, tecnica e esperienza. Segnalo che muto il vertice clinica in quello esperienza, perché la pratica clinica è solo uno
dei tipi di esperienza psichica che il metodo psicoanalitico consente e indaga. L'autoanalisi, con tutti i problemi, i limiti, i grattacapi che pone, è un altro tipo di esperienza psichica. L'analisi della cultura in cui viviamo può essere ancora un altro, l'analisi di un gruppo un altro ancora, quella di un testo letterario ancora un altro. La supervisione è un altro tipo di esperienza psichica e così via. Il metodo, insomma, è una procedura generale. Una tecnica, invece, è l'insieme degli strumenti adeguati a quell'oggetto lì particolare. Naturalmente questo presuppone che, ad esempio, l'esperienza psichica che viene compiuta in un gruppo sia differente da quella che si compie con un singolo paziente. O, ben inteso, sia l'esperienza psichica che compie l'analista in un gruppo, sia l'esperienza psichica che ciascuno dei membri del gruppo compie durante la seduta di gruppo. E che l'esperienza psichica sia anche diversa da quella che si compie cercando di analizzare la cultura in cui viviamo. Io qui pensavo appunto alle pagine introduttive di Freud all'uomo Mosè e la religione monoteistica, che mostrano bene la difficoltà di questa esperienza. E anche l'esperienza dell'autoanalisi è ancora un'esperienza differente. Per ciascuna di queste possibili esperienze possiamo elaborare una tecnica adeguata, coerente con il metodo? A me sembra che questo sia un compito importante che dobbiamo cercare di affrontare per elaborare una confrontabilità e integrazione dei risultati delle ricerche eseguite con tecniche diverse. Qui vedete adesso il tetraedro. Guardiamolo questo tetraedro, è un poliedro convesso che ha per facce poligoni regolari, congruenti, come si dice, cioè che si possono sovrapporre uno all'altro. E più esattamente triangoli equilateri. Basta niente, lo spostamento di un vertice, l'allungamento di uno spigolo, perché il tetraedro si disfi, non stia più in piedi, non abbia più senso. Però bisogna notare che si possono fare vari tetraedri con dimensioni e protagonisti, per esempio esperienze diverse, per esempio tecniche diverse. Mi sembra che in particolare il fatto di aggiungere un vertice e aprire così a uno spazio tridimensionale, un vertice denominato tecnica, apra alla rappresentazione della possibilità di una molteplicità. Ci possono essere tante tecniche diverse. L'importante appunto è che i rapporti tra i diversi vertici vengano mantenuti costanti. Non c'è maggiore importanza da questo punto di vista della clinica rispetto alla teoria, o della teoria rispetto al metodo, o del metodo rispetto alla clinica, né c'è maggiore importanza della tecnica rispetto a ciascuno degli altri tre vertici. Si tratta di un insieme, o se volete di uno Jungteam, dotato di proprie caratteristiche. Ovvio che poi per noi, l'importanza sta nel risultato, cioè nel poter comprendere nella pratica clinica quello che accade. Ma se guardiamo la cosa dal punto di vista del metodo, gli elementi si equivalgono perché l'essenziale sta nel legame costante tra essi. È naturale poi che possano essere pensati insieme diversi, costruendo altri vertici o tagliandone alcuni. Ma perché chiamarli psicoanalisi? Non sarebbe più logico che ogni differente insieme riconoscesse questa condizione di differenza, attribuendosi innanzitutto un nome diverso? Se ciò non è stato sempre possibile, penso che lo si debba ritenere conseguente alla imperiosa volontà di identificazione con l'ideale, come reazione alla difficoltà, intollerabilità di concepire le differenze, come avevo detto prima. Il tutto andrebbe sottoposto a psicoanalisi e comunque questo fatto non ha facilitato il nostro lavoro. Osserviamo adesso l'insieme, questo insieme, dal punto di vista del metodo e del rapporto tra metodo e tecnica. Per poter osservare l'attività psichica in tutto il suo spessore, occorre questo metodo che consente di disfare, spezzettare, analizzare appunto il prodotto cosciente, tramite le regole che dobbiamo adoperare per osservare e comprendere le esperienze
che facciamo in analisi. Ho citato Riolo, un bel lavoro suo che c'è sulla rivista. Queste regole fondamentali, appunto, sono quelle delle libere associazioni e della decostruzione o scomposizione del prodotto psichico e possono attuarsi, come dal resto è proprio di ogni scienza, solo in presenza dell'oggetto di indagine, sul quale oggetto ci si deve intendere si tratta dell'attività psichica come espressione di tutto l'individuo. Può essere anche l'attività psichica del solo analista, ma anche nel caso dell'autoanalisi essa implica tutto l'individuo e conseguentemente la possibilità, disponibilità per l'autoanalizzante di autoridursi in pezzetti, di analizzarsi con un costo emotivo e ideativo non indifferente, perciò la difficoltà dell'autoanalisi. Ma più frequentemente si tratta dell'attività psichica di un altro l'analizzando, anche se in tal caso bisogna parlare degli oggetti, cioè un plurale di indagine, nel senso che durante questa esperienza l'attività psichica dell'analista è altrettanto oggetto di indagine dell'attività psichica del paziente. Si tratta infatti di un procedimento per il quale non esiste per la verità un'inclinazione naturale. Questo lavoro può essere fatto solo con l'aiuto della teoria e specificamente con la conoscenza, assimilazione delle regole del pensiero inconscio continuamente riscopribili in noi stessi, che queste regole strutturano i contenuti ideativi e affettivi in modo molto diverso dal modo razionale della coscienza. La tecnica invece consiste nella costruzione del laboratorio setting, nelle interpretazioni adeguate, nell'analisi dei contenuti psichici che si costituiscono, ad esempio l'analisi dei fenomeni di transfert e controtransfert. Ma la tecnica dovrebbe sempre guardare al metodo. Se guardiamo dunque al metodo come un vertice, poniamo per chiarezza quello che avevo messo come vertice apicale del poliedro nella figura, vediamo che il metodo è connesso direttamente su un triangolo con la tecnica e con la teoria, su un altro con la tecnica e con l'esperienza, su un terzo con la teoria e l'esperienza e sull'ultimo, quello che graficamente è il triangolo che sta alla base, non è immediatamente collegato ai tre vertici di esperienza, tecnica e teoria. È quest'ultimo il triangolo più rischioso, perché se la tecnica perdesse la sua connessione col metodo, andremmo fatalmente verso una psicologia della coscienza. Cioè, se si perdesse la connessione col metodo delle libere associazioni, alla fine si andrebbe verso una psicologia dell'attività psichica cosciente. Se però la teoria perdesse la sua connessione col metodo, rischierebbe di diventare un'ideologia. E se l'esperienza perdesse il suo legame al metodo, diverrebbe una relazione umana qualsiasi. È il rapporto costante e difficile, certo, di questi tre vertici col metodo che consente l'apertura dello spazio psicoanalitico. Penso che questo rapporto vada continuamente ripensato e rivalutato, in quanto le esperienze possono essere assai diverse. Non è lo stesso ovviamente aver presenti nello studio una persona, due o un gruppo. Si compiono esperienze psichiche diverse in base a tecniche differenti, che però devono potersi rapportare e confrontare con il metodo psicoanalitico, il che non è semplice e non è spesso effettuato. Proprio perciò il rapporto tra metodo e tecnica deve essere tenuto ben presente, perché la tecnica, cioè l'insieme delle regole tecniche per quell'oggetto in quel contesto operativo, è sì strutturata per la rilevazione dei processi previsti dal dispositivo teorico, sto citando dalla lezione di Riolo, ma deve rientrare o essere coerente con il metodo generale. E si devono dunque annotare tutte le possibili deviazioni o blocchi o amnesie del metodo, considerandole come opposizioni che magari consentono poi paradossalmente di costituire nuovi fenomeni a loro volta indagabili, però ritornando al metodo. L'esempio è classico, è quello del transfer.
da un punto di vista del metodo, il transfert è spesso una resistenza e configura una opposizione alla utile continuazione dell'uso delle libere associazioni. Perciò è importante riuscire a continuare a considerare il transfert come opposizione, pur affrontandolo per ottenere dalla sua analisi informazioni preziose sui processi psichici inconsci in atto. Le due cose, che apparentemente sono in contrasto, sono in realtà il risultato di due punti di vista differenti, il punto di vista del metodo e quello dell'esperienza. Ora il problema è quello di considerare questa compresenza sempre chiedendoci come fare per garantirci la prosecuzione del processo associativo, che è quello che è la base del metodo. Noterete che quando dico chiedendoci come fare, introduco un interrogativo appartenente al dominio delle attività psichiche coscienti. Il metodo è sconvolgente, ma chiede infine anche di darci ragione di ciò che stiamo facendo. Esiste dunque tutta una letteratura, a partire dallo stesso Freud, passando per Chris Hartman, magari rileggendo da questo punto di vista Lacan, anche per vedere le difficoltà e poi il fallimento del suo tentativo, per arrivare magari alla categoria spesso sgangherata della pensabilità. Insomma, c'è tutta una letteratura che riguarda il problema topico, dinamico, economico del pensiero cosciente, cioè come considerare dal punto di vista metapsicologico la situazione psichica dell'analista nel momento in cui cerca di ragionare. È noto che, a parere del fondatore, che io personalmente condivido, il ragionare andrebbe quantomeno posposto. Non prendere appunti, non cercare di comprendere il caso clinico, non usarlo immediatamente per scopi scientifici, tantomeno per scopi umanitari. Ragionarci su interferisce con la guida dell'inconscio. Significa cercare di costruire noi le connessioni tra contenuti psichici. Poi, solamente poi, parecchio poi, arriva però il momento in cui l'analista non può in alcun modo fare a meno di un'attività rappresentazionale che rimane in ogni caso dipendente o derivante dai prodotti dei processi percettivi. Le rappresentazioni di parola derivano tutte dalla percezione acustica. Il fatto è che la questione fondamentale rimane quella dell'esistenza di un pensiero altro rispetto a quello che chiamiamo così abitualmente e che Freud sostiene per tutta la vita che quest'altro pensiero è il vero pensiero, il che ha a che fare anche, e non solo per una questione terminologica o lessicale, ha anche a che fare con la questione spesso citata a sproposito della pensabilità. Da questo punto di vista, in ogni caso si pensa. Non possiamo non pensare inconsciamente. Solo i morti non pensano. Il problema nostro è quello di rappresentarci e di come rappresentarci questi processi, che sono processi di pensiero. Perciò la questione del riconoscere questa alterità immanente è fondamentale, sia per un'antropologia psicoanalitica, sia per la clinica psicoanalitica. Riconoscere che il pensiero si svolge altrove rispetto alla coscienza ha delle implicazioni profondissime. A partire, tanto per dire una cosa non del tutto scontata, dalla costruzione della teoria e della nostra scienza. Se infatti riconosciamo che tramite il nostro metodo riusciamo almeno in parte, e comunque ci proviamo, riusciamo almeno in parte a costruire una conoscenza diversa da quella delle scienze sperimentali e delle scienze sociali, come possiamo dare forma a questa conoscenza? Dobbiamo sottostare ai dettami del pensiero conscio, che poi è pensiero storico, culturale, sociale, ma anche razionale, o dobbiamo invece cercare di rappresentare a livello del pensiero conscio le modalità di sviluppo e di decorso del pensiero vero e proprio? Oppure è anche inutile cercare di rappresentare, ma si tratta invece di ammettere che è proprio così che ci tocca fare, lo si voglia o meno? Quest'ultima è la soluzione che Freud sembrò indicare
nella prefazione della seconda edizione della Traumdeutung e che poi continua a sostenere nei vari saggi metapsicologici, arrivando fino al compendio di psicoanalisi. In altri termini, se il nostro è un metodo conoscitivo dell'attività psichica, possiamo permetterci di limitarlo ad un'attività pratica o dobbiamo approfondire il metodo costruendo di conseguenza anche delle tecniche che consentano di usarlo su altre attività psichiche particolari come quelle implicate nella costruzione stessa della nostra scienza? Penso che su questo la discussione tra noi psicoanalisti sia aperta e forse infinita. Devo dire che soggettivamente leggo spesso i lavori di psicoanalisi a partire da quelli di Freud, non solo per il loro contenuto, ma per la forma argomentativa che hanno, cioè per quanto rivelano o consentono di apprezzare del pensiero associativo sottostante. Esiste forse anche una tecnica psicoanalitica di lettura, anch'essa da tenere collegata al metodo. Insomma, cosa vi sto dicendo? Sono partito da una serie di resistenze proprie a tutti, per poi indicare la necessità del passaggio dalla constatazione di un fatto alla costituzione di un fenomeno e quindi dell'oggetto specifico da indagare. Ho indicato poi le condizioni di indagabilità, l'isolamento dell'oggetto, la coscienza come opposizione alla conoscenza, il processo associativo, la duplicità dell'oggetto connessa al riconoscimento dell'alterità interna ed esterna, per poi passare alla questione del metodo delle libere associazioni e del suo rapporto con le tecniche, con le esperienze psichiche fattibili, le teorie elaborabili o usabili, sottolineando la necessità di distinguere metodo da tecnica e di elaborare le differenze tecniche perché ogni tecnica deve essere adeguata all'oggetto e coerente con il metodo. Avrete notato, spero, che ho evitato le iperboli o le affermazioni drammatiche o sperticate e che perciò quel che vi ho detto può sembrare asciutto, poco affettivo. Sul rapporto tra metodo e affetti sperimentati dall'analista, oltre che dal paziente, mi ero soffermato in un articolo di 10 anni fa. Qui, alla conclusione di questa relazione, richiamo il problema degli affetti solo per sottolineare come essi spesso, non sempre, rappresentino uno dei maggiori ostacoli all'uso continuato del metodo psicoanalitico, sia perché diventa soggettivamente difficile sospendere il giudizio quando si prova un affetto intenso e continuare le libere associazioni sui propri sentimenti, sia perché il processo inconscio di pensiero consente di slegare una quantità di energia da una rappresentazione e spostarla su un'altra, ottenendo l'effetto di un cambiamento di significato affettivo quando in qualche modo la rappresentazione giunge al preconscio e poi alla coscienza, il che costituisce un fenomeno sempre difficilmente tollerabile. Scoprire che il violento rancore appena sperimentato era solo un camuffamento di un desiderio di calduccio e di coccole, o viceversa, mette in dubbio proprio la caratteristica fondamentale di organo di senso delle qualità psichiche che è propria della coscienza. E quando lo si sperimenta ha comunque un effetto sconvolgente che quando è anche condiviso ha un effetto trasformativo. Ma dico questo anche per spiegare che per me gli affetti sono qualcosa di preziosissimo e perciò comunicabile direttamente solo in determinati contesti e viceversa sono qualcosa che vorrei evitare di indurre senza dichiararlo. Penso tuttavia di avervi fatto sentire che al metodo psicoanalitico sono legatissimo e che questo legame è un patto affettivo. Concludo affermando che a riguardare così il metodo psicoanalitico, tutto sommato può sembrare concettualmente semplice, ma c'è sempre il pericolo di fronte a una formula apparentemente semplice, come è capitato disgraziatamente alla formula einsteiniana, di non poterne o volerne valutare lo spessore, ciò che dobbiamo riscoprire noi ogni giorno, ogni ora, durante la nostra attività, perché
questa attività possa dirsi psicoanalitica. Grazie. Grazie a te. Eccoci, siamo tutti. Siamo. Direi apriamo immediatamente il dibattito. Cosa che mi ha sempre incuriosito è attraverso quale strumento, attraverso quale mezzo si hanno alcuni fenomeni. Ad esempio l'identificazione proiettiva, oppure quei fenomeni in cui analista e paziente pensano la stessa cosa. Certo. O attraverso quali fenomeni, attraverso quali strumenti si crea la relazione transfer. Cioè, questa domanda mi ha sempre molto incuriosito perché non me la sono mai spiegata. Se non che in un'esperienza di lavoro in remoto mi sono reso conto che accadevano quelle cose che accadevano ad esempio quando in una situazione classica. Allora mi sono chiesto qual è il canale, la voce? E allora concludo che viaggiando tra le cose che poi ho letto, mi sono reso conto di una cosa interessante, che nel mito di Narciso, le vicende di Narciso sono anticipate dalle vicende di Eco. È interessante come questione, secondo me, intanto perché gli organi di senso, l'udito precede lo sguardo. Nella formazione, no? Cioè quando nasciamo, perché l'udito già alla 20ª settimana di gestazione già inizia a sviluppare. Alla 30ª il feto distingue la voce di mamma e la voce dal papà, quindi molto molto prima rispetto allo sguardo. E quindi io mi sono chiesto se questo canale non sia proprio la parola e l'ascolto, il suono, ecco il suono. Sì, queste sono varie riflessioni che faccio con il dottor Campbell, che mi supporta nelle mie peripezie teoriche. Però mi incuriosisce molto questo tema qua a me, perché è un tema, sì, ma la risposta. È un punto fondamentale, no? E secondo me si può rispondere a questa domanda solamente rovesciandola. Cioè, come può succedere e come si spiega, e per quello era dedicata alla prima parte della mia relazione, il fatto che ci sia un'opposizione al percepire lo spessore della comunicazione, anche della comunicazione verbale. E quindi è solamente perché riusciamo a superare questo tipo di difficoltà, di opposizione, di resistenza, che allora percepiamo quello che succede però sempre. Questo è il punto di vista sconvolgente del metodo. Cioè questo succede sempre, anche quando io vado per strada e incontro un amico o vado al bottegaio e scambio una battuta o gli chiedo semplicemente la merce che desidero, continuamente la comunicazione ha uno spessore che censuriamo. Questo è il problema. E il problema è che cosa succede di questa comunicazione dentro ciascuno di noi. L'analisi, il metodo psicoanalitico serve a rendere osservabile e indagabile questo tipo di comunicazione. Altrimenti questa comunicazione, diciamo così, va persa, in realtà non va persa, va nell'inconscio di ciascuno di noi e semplicemente l'umanità va avanti lo stesso senza chiedersi perché certi fenomeni poi compaiono con una persona piuttosto che con un'altra. Diventa la vita quotidiana. Ma sono le resistenze, le opposizioni che abbiamo a percepire come siamo fatti che costituiscono il problema. Se le superiamo, vediamo che questo che ho descritto è il meccanismo fisiologico. Quello che lei osserva è l'insieme di fenomeni assolutamente fisiologici che compaiono, cioè che
uno si accorge che sta pensando il pensiero dell'altro e via di seguito. Però questo è un grattacapo perché non, come dire, in questo senso anche già Freud indicava il fatto che questo è innaturale il nostro procedimento, perché se noi viceversa cercassimo da matti di portare all'esterno nella vita quotidiana questo procedimento, chiaramente la cosa risulterebbe assolutamente impossibile da utilizzare e con effetti pesanti. Allora, c'è Gemma Zontini e poi credo Franco De Masi, perché vedo che si è riattivato l'audio, per cui probabilmente vuole intervenire. Ti ringrazio per aver ricordato. Prima però c'era Gemma. Sì. Io dico una cosa breve, nel senso che mi sembrava che Alberto ponesse come un problema di demarcazione, però interno alla psicanalisi, al mondo, all'universo psicanalitico. Ora, il problema della demarcazione ha attraversato qualunque tipo di metodo. I poeti si demarcano come appartenenti all'area umanistico-letteraria perché non gliene importa niente se i cipressi di Albolgheri e altri schietti stanno davvero lì o non ci stanno. E infatti pare che il viale davanti San Guido non esista o non esista più, no? Mentre al contrario il problema della demarcazione è stato un problema molto importante che è stato affrontato da moltissimi epistemologi in ambito scientifico e qualcuno ha parlato di un metodo verificazionista, qualcheduno, Popper classicamente, ha parlato del metodo falsificazionista. Ora, tu mi sembra che poni la questione del metodo analitico come qualche cosa che non è né, non o, il che fa una differenza, ma né. E allora vorrei capire meglio come tu proponi questa demarcazione che fa della psicanalisi un né metodo umanistico né metodo scientifico. E questa mi pare una cosa. E un'altra cosa è che mi pare che tu questo problema della demarcazione te lo poni anche all'interno delle varie costellazioni psicoanalitiche, perché dici che esistono degli usi, delle attività, esperienze psicoanalitiche che usano più coerentemente il metodo e altre che lo usano di meno. E giustamente ti poni il problema se indicare queste ultime come psicoanalisi, oppure come esperienze psicoanalitiche, oppure come psicoterapie psicodinamiche, oppure come riflessioni psicanalitiche, mettila come vuoi. Però dove si applica precisamente questa demarcazione all'interno del metodo? Perché l'estensione del metodo, e io e te abbiamo discusso spesso sulla questione estensione-astensione, anche un po' divertendoci sul gioco di parole, l'estensione del metodo forse ci pone un problema di appunto applicazione del metodo stesso. E allora come estendere il metodo lasciandolo ancora metodo psicanalitico, oppure ogni estensione del metodo, il rapporto al principio di demarcazione, implica che si debba non parlare di psicanalisi, almeno non in senso stretto? Vabbè, mi fermo qua perché mi sembra già di aver detto cose abbastanza confuse, quindi va bene così. Alberto, preferisci intervenire subito? O... No, dico che Gemma ha senz'altro colto questo aspetto che secondo me appunto è né. Dov'è Gemma che non lo vedo più? Secondo me il metodo appunto non è né questo né quello e secondo me quello che è importante è che noi altri ci sgraviamo, diciamo, e osserviamo come anche questa un'opposizione alla ricerca, ci sgraviamo da tutto questo insieme di cose istituzionali che sono delle opposizioni affettive al riconoscere le differenze. Non solo non c'è niente di male che ci siano metodi diversi, ma anzi possono
essere delle possibilità con cui l'umanità effettua delle ulteriori conoscenze, delle conoscenze diverse. Credo che questo sia l'elemento fondamentale per riconoscere che ci sono queste differenze che sono demarcabili, secondo me, sulla base del metodo delle libere associazioni. Quello è irrinunciabile e quello è irrinunciabile come metodo che sta come dire, che consente di indagare un certo tipo di attività psichica. Dopodiché ci possono essere benissimo degli altri metodi che indagano anche l'attività psichica, perché no? Ma se si rinuncia alle libere associazioni, si fa un'altra cosa. Secondo me questo sì, non è una cosa molto, anzi ti dico, può essere perfino fertile. Non è il problema, no? Non è psicoanalisi in senso stretto, diventa qualcos'altro. Cioè, intendo dire, secondo me si può usare la parola psicoanalisi in senso molto limitato, preciso, dicendo la psicoanalisi è questa cosa qua. Dopodiché non è che si tratti di estendere il metodo, ma si tratta di elaborare metodi diversi oppure di studiare la coerenza di una tecnica particolare con un metodo generale. Questo è il mio punto di vista. Allora, vogliono intervenire Franco De Masi, poi Ezio Maria Izzo e Marina Montagnini. Franco. Allora, io voglio intanto dire che ho apprezzato molto tutto l'impianto del discorso che ci ha fatto Semi, che è molto rigoroso, e soprattutto anche sottolineare il fatto che per la prima parte del suo discorso lui ha fatto un discorso epistemologico, cioè la psicanalisi ha una epistemologia specifica che la differenzia dalle scienze naturali o anche così da un discorso, diciamo così, culturale di diverso tipo. Tra l'altro io quando ero più giovane, 25 anni fa, al centro milanese abbiamo pubblicato un libro, un quaderno del centro proprio intitolato Epistemologia e Psicanalisi, perché abbiamo fatto 2 anni di discorso con filosofi e pedagogi, di cui ho imparato a capire molto meglio qual è il criterio epistemologico della psicanalisi. Detto questo, però, vorrei dire qualcosa a Semi, dopo avermi congratulato del suo discorso. Cioè, il metodo di cui lui parla è il metodo, naturalmente, che ha a che fare anche col metodo delle libere associazioni. E lui ha sottolineato molto questo fatto che nell'incontro con l'analizzando c'è una comunicazione in cui l'inconscio dell'analizzato entra nell'inconscio dell'analista e l'analista può in qualche modo comprendere qual è, diciamo così, l'attività psichica dell'analizzato. Quindi c'è uno scambio di comunicazioni inconsce. Allora, la comunicazione è evidente, è il centro del problema. Il discorso perché comunichiamo? Comunichiamo perché noi siamo degli esseri comunicativi. Già il bambino si vede come comunica in un linguaggio preverbale con la madre e la madre comunica col bambino. I bambini attuali sono molto più precoci, molto più sviluppati, sorridono dopo qualche settimana, non aspettano tutto il tempo che Spitz aveva previsto. Però c'è un discorso che voglio fare a Semi. Questo criterio di comunicazione tra i veri inconsci è possibile quando il paziente ha un inconscio, cioè che non è soltanto un inconscio che fa parte della rimozione, che mi sembra che sia più come vede il problema Semi, ma è un inconscio anche che comunica, è un inconscio intelligente, perché molti sogni non sono soltanto sogni in cui emerge il rimosso. Ad esempio, alcuni sogni che facciamo noi ai nostri pazienti sono sogni in cui noi risolviamo un problema, facciamo anche un progresso psichicamente parlando. Ci sono sogni importanti dei pazienti che preannunciano il loro progresso.
Allora il discorso qual è, secondo me? Il metodo delle libere associazioni è applicabile con i pazienti che hanno un inconscio rimosso e possono usare libere associazioni. Alcuni dei nostri pazienti non solo non hanno questo inconscio, ma non è possibile lavorare con le libere associazioni. Allora io credo che ci siano due criteri all'interno del lavoro psicoanalitico. Il primo criterio è quello della scoperta, che è quello che mi pare che è contenuto nelle parole di Semi, cioè che l'analista attraverso il metodo analitico deve scoprire l'attività mentale del paziente. Ma molti pazienti non sono passibili di questa scoperta. Alcuni pazienti dobbiamo usare altro criterio, il criterio dello sviluppo, cioè sono pazienti prevalentemente che hanno avuto dei traumi emotivi che non hanno sviluppato delle competenze anche inconsce. Per cui il discorso che faccio io è che se usiamo la conoscenza analitica in molto vasto, dobbiamo anche avere in mente il paziente nel suo sviluppo, nella sua infanzia e nelle sue carenze, cioè, e questo con molti pazienti il discorso non è quello della scoperta, ma è quello dello sviluppo. Potrei discutere molto di più, ma naturalmente non voglio occupare molto spazio. Quindi questa è la domanda che farei alla relazione di Semi, che peraltro è molto coerente col suo punto di vista ed è apprezzabile. Forse Alberto Dico io? puoi cimentare. Non è- Questa è una domanda, la domanda di De Masi, avrete notato tutti che è una domanda che rappresenta una posizione che nel movimento psicoanalitico è molto importante, no? Perché è questa del chiedersi appunto se e come si può modificare proprio il metodo, non la tecnica, per certe situazioni cliniche, no? Eh, ecco, io qui devo dire che, come dicevo anche nella relazione, il paziente, l'inconscio esiste sempre, che sia rimosso, che sia non rimosso, che sia costitutivo, che sia la rappresentazione di un'assenza di pensiero, che sia un come. Il fatto è che noi abbiamo a che fare con pazienti vivi. E se i pazienti sono vivi vuol dire che pensano. E se pensano, allora il problema è come elaborare delle tecniche che possano consentire di usare, di essere coerenti con il metodo psicoanalitico. Questo è il problema psicoanalitico, ovviamente non è il problema del paziente, il problema nostro è come psicoanalisti è di chiedersi: è possibile elaborare delle tecniche che siano coerenti con il metodo e delle libere associazioni, e invece qui l'interpretazione dei fenomeni, sai De Masi, qui veramente è il problema del rapporto tra teoria clinica e metodo. Perché come si può interpretare, come si può descrivere una situazione come quella che dici tu, cioè di fare attenzione allo sviluppo, a quello che capita nella mente di una persona che, secondo noi, è una nostra costruzione, non ha avuto quel tipo di... questo mm, è una domanda alla quale devono rispondere le persone. E io chiaramente rispetto queste posizioni diverse, ma segnalo che appunto quando tu dici che allora lì il metodo non è applicabile per una questione strutturale delle persone, allora dici che, nel mio linguaggio, che bisogna fare allora un altro lavoro e che questo lavoro magari poi in futuro diventerà psicoanalisi, ma all'inizio
non è psicoanalisi nel senso che ho detto io. Tutto qua. Ezio Maria Izzo. Ma dunque, apprezzo moltissimo sempre, forse se me lo ricorda, le sue idee, e allora volevo solo chiedergli se, dopo averlo ascoltato, è vera un po' l'idea che mi sono fatto come carattere generale del suo pensiero, su due termini che lui anche usa spesso, mi pare comunque che sia così, e che sono quella cosa che lui chiama sospensione transitoria e consapevole. Lui ne parlava, credo, molti anni fa, a proposito un po' se vogliamo dire, dell'etica della psicoanalisi. Però questa sera mi sembra, anche riferendoci a ciò che dice De Masi, un altro analista che leggo sempre volentieri, e cioè che se noi ci rifacciamo allo sviluppo della mente, non possiamo che parlare di metodo e di tecnica in due diversi contesti, molto diversi fra loro. Ci sono cioè persone, soggetti che hanno uno sviluppo mentale molto diverso dai casi clinici, da un caso clinico all'altro. E allora, per dirla in generale, lo psicotico e il nevrotico chiedono una comunicazione che sia nettamente diversa, tenendo conto che la comunicazione è appunto il bisogno fondamentale, il bisogno di comunicare è un bisogno fondamentale, naturale direi, no? Naturale dell'essere umano. Quindi noi analisti ci troviamo sia con il nevrotico sia con lo psicotico di fronte a questo bisogno di comunicare, ma che di volta in volta è conscio oppure inconscio, richiede quindi un metodo diverso o una tecnica diversa, un'esperienza clinica diversa. Allora a questo punto, anche per farla breve, per le stesse libere associazioni sulle quali c'è da dire tutto quello che ha già detto Semi. Allora ecco, per farla breve, potremmo dire che noi anche come analisti, così come il paziente, siamo sempre di fronte, siamo sempre immersi inevitabilmente in una transitoria sospensione di un metodo a favore di un altro, di una tecnica a favore di un'altra, di un'esperienza a favore di un'altra, tenendo conto che la conoscenza psicoanalitica è completamente diversa dalla conoscenza delle scienze della natura, e questo mi pare che sia condiviso da Freud in poi da tutti. Tenendo però sempre presente che lo stesso Freud ha sempre detto che il suo metodo, la sua tecnica, nasceva dall'incontro con pazienti isterici. Non che non si ritrovino queste cose anche in un paziente, forse De Masi è d'accordo, si ritrovano certe volte anche in un paziente che ha uno sviluppo mentale del tutto diverso e che va incontro a tutt'altra cosa. Si ritrovano allora, secondo il termine, queste due parole che Semi usava, e che credo siano ancora sue, consapevole ecco, appunto, della consapevole sospensione del metodo, della tecnica e di una sospensione transitoria che dovremmo mettere in atto quando siamo nella nostra stanza d'analisi in continuazione. Non so se ho espresso. Grazie, Semi, ti saluto. Ciao. Ciao. No, ma accennavo a questo fenomeno quando dicevo che non riusciamo ad avere continuativamente il metodo come guida. Il metodo è un qualche cosa che ci sfugge continuamente. Riuscire a rendersi una prima fase, diciamo, è rendersi conto di quanto ci sfugga. E allora magari anche saper usare
consapevolmente di una sospensione dell'uso di questo metodo transitoriamente per poterci poi ritornare. Questo è il problema, diciamo, clinico generale, ma il problema anche epistemico generale, cioè come arrivare a conoscere riconoscendo quelle che sono le nostre difficoltà, cioè la nostra impossibilità in certi momenti di usare di questo metodo qui. Io credo che qui siamo in più di 100 persone, 127, io credo che ciascuno di noi, se si chiede, si può osservare che l'applicazione del metodo è sempre transitoria, cioè che riusciamo per un certo periodo, per un certo tempo, e a volte anche no. E però appunto che questo, come dire, qui è l'altro punto che tu hai toccato e che mi pare centrale, questo deve comunque essere osservato da noi altri rispettando la regola del bisogno di comunicare, che è il bisogno umano. Quindi quando noi cerchiamo di vedere tutto lo spessore di una comunicazione, possiamo anche non riuscirci, ma l'importante è che comunque, anche quando non ci riusciamo a far riconoscere e a far sentire che stiamo rispettando il bisogno di comunicare. Quello mi pare l'elemento fondamentale. Grazie. Marina Montagnini e poi Salvatore Russo. Allora, ringrazio perché questa coerenza rigorosa di pensiero a me piace sempre moltissimo. Per quanto riguarda il mezzo di cui parlava Gaetano nell'intervento. Si sente male però Marina, forse se ti avvicini al microfono è meglio. Si sente meglio così? Sì, sì. Sì. Un po'. Allora, c'è la metafora conosciutissima, in parte anche detta negli interventi precedenti, della trasmissione ricevente-trasmittente tra analista e paziente. Questo io ritengo sia il mezzo. Questo fenomeno, a mio parere, avviene anche da remoto, perché l'inconscio passa ugualmente. Ed è quasi impossibile spiegare razionalmente questa esperienza che io ritengo di aver fatto. Penso anche che sia molto importante pensare al determinismo psichico, cioè quella vis a tergo di tipo biologico che non solo permette la comunicazione, ma la spinge, la vuole, la pretende. Questo concetto del determinismo psichico a me sembra un assioma fondamentale della psicoanalisi e se il dottor Semi ha voglia di dire qualche altra parola su questo concetto, ne sarei contenta. Poi c'erano a lato, quasi a margine, delle osservazioni su quale metodo psicoanalitico di lettura, io penso, dei testi psicoanalitici possiamo immaginare, e forse anche di scrittura. E anche su questo chiedo se eventualmente si può dire qualcosa di più. Grazie. Grazie. Io credo che l'osservazione è quella appunto anche relativa alla trasmissione anche da remoto, diciamo, in cui tra l'altro si passa dalla metafora usata già da Freud
dell'inconscio tra ricevente e trasmittente, si passa al concreto perché davvero poi abbiamo lavorato tutti da remoto, no? Ma credo che sia un punto importante, no? Cioè, credo che lì allora ci accorgiamo che qualcosa passa comunque, che l'inconscio non può non esserci, appunto, ma che allora si tratta di riflettere su che tipo di tecnica possiamo elaborare, perché effettivamente la situazione è diversa rispetto alla situazione canonica, diciamo, quella classica di quel paziente in presenza. E lì una riflessione su queste tecniche differenti credo che sia molto importante da poter fare e che sia uno dei compiti che ci aspetta anche una volta finito il periodo del lockdown, eccetera, eccetera, no? Cioè di poter proprio pensare che tecnica specifica possiamo elaborare a distanza e allora che sia adeguata all'oggetto, comunque al paziente, anche se lo vediamo solamente in un certo modo, e però che sia coerente col metodo. Questo è, so che per esempio alcuni miei colleghi, per esempio, si sono trovati a disagio nel continuare un'analisi da remoto e viceversa, per esempio, hanno compiuto un'esperienza psichica positiva nel fare la supervisione da remoto, che anche qua effettivamente lì c'è allora una tecnica diversa, quella della supervisione, che consente un'esperienza psichica particolare sia nell'analista che nell'analizzando e che tecnica, come è stata modificata questa tecnica da remoto per riuscire efficace e essere riconosciuta come efficace. Credo che questo sia un problema che dovremmo cercare di elaborare. Quanto riguarda il determinismo psichico, sì, penso che su questo, come dire, non possiamo non pensarci, ma possiamo fare anche la riflessione opposta, cioè di dire quanto e come possiamo rappresentarci a livello conscio le dinamiche conseguenti al determinismo. Questo è secondo me un problema e che è collegato al problema della scrittura. Come si fa a scrivere qualche cosa che rifletta davvero, che rappresenti davvero il processo psichico che ha consentito poi di elaborare un testo scritto? Credo che sono tutte domande che sono provocate dal suo intervento e che sono certamente fertili. Salvatore Russo. Ecco, è possibile, mi sentite? Sì? Ecco, io volevo dire che sono sempre molto ammirato da Alberto quando fa queste, diciamo, ricerche metodologicamente così complesse e per certi versi esaurienti. Però sull'ecumenismo psicanalitico io mi accorgo che, considerandomi ormai un po' vecchiotto e fuori uso, mi trovo d'accordo con quasi tutti i colleghi, pur differenziandomi in assoluto da tutti, Alberto compreso. Per esempio, la differenza tra De Masi e Semi io la vedo in modo molto meno accentuata, meno conflittuale di quanto non appaia. E mi spiego. Io ho fatto per molti anni lo psichiatra, cioè lo psichiatra che lavorava in ospedale, come anche del resto Alberto e come anche De Masi e molti di noi che nascono come psichiatri
che devono dare anche i farmaci. Ecco, non ho fatto elettroshock, questa è l'unica cosa che mi sono rifiutato di fare e ho pagato anche qualche conseguenza di carriera. Però tutto il resto, i farmaci, ho dovuto accettare la vita di manicomio. Alberto era a San Clemente, io ero a San Servolo. Allora, da un certo punto di vista, quest'idea del metodo che sta sopra, io ho qui la stampa perché io sono poco informatico, che il metodo sia il punto di partenza di tutte le altre cose, io posso essere anche d'accordo. Anzi, le poche analisi che io ho fatto con pazienti anche psicotici, devo dire che ho cercato di mantenere questo, pur trovandomi in situazioni e in contesti drammatici. Il paziente che ti aggredisce, il paziente che va via, il paziente che ti denuncia con l'avvocato perché lo influenzi ipnotizzandolo, il paziente che non sta sul lettino, non solo nella psicanalisi col lettino, ma nel lavoro clinico in psichiatria. Allora, dato che questa immagine, no, significa che è scritto chiaramente se c'è cioè questa immagine arricchisce molto l'idea di metodo, se gira in qualche maniera e uno di questi ha il sopravvento, si sfascia tutto. Allora io devo dire che se prendo il punto esperienza, che è quello della pratica clinica anche col lettino, che poi sì, andava bene, andava male, qualche volta si è rovesciato e non è successo una catastrofe, perché poi si gira ancora e quindi si torna anche a un metodo, questo delle libere associazioni, che, come giustamente dice Alberto, è anche delle libere dissociazioni, ma anche dell'analista. Sono d'accordo che fluttuare troppo non va bene, però nel momento in cui a me viene un pensiero su un sogno o su una realtà del paziente, è chiaro che non lo potrei fare se non avessi una formazione psicanalitica. E comunque a me queste figure non riescono mai così bene. Ecco, direi questo. Dall'altra, io penso che Alberto sia una persona, io penso, molto affettuosa, perlomeno da persone che io conosco, che hanno fatto l'analisi con lui, dicono che è una persona tenerissima. Però è come se si esprimesse un pudore degli affetti. Cioè, il paziente capisce se io sono incazzato, se lo odio, se ce l'ho con lui perché mi ha aggredito o se io mi sono intenerito perché poveraccio gli è successa una disgrazia, è rimasto orfano in età infantile, no? Cioè, questa è una cosa che è difficile mascherare. Quindi io sarei per una sorta di ecumenismo in cui ogni analista, pur rispettando un metodo rigoroso, deve poter identificarsi in un contesto dove qualche volta si è costretti a mettere il metodo dopo per essere stati già travolti da degli eventi che vanno oltre la nostra controllabilità, cioè che sarebbero gli agiti o quello che non viene alle sedute e dopo viene all'improvviso o quello che ti disfa lo studio. Capita anche questo, è successo a vari colleghi. Ecco, io mi fermo qui perché mi rendo conto che sono un po' stonato rispetto al contesto più rigoroso. Stonato? No, non so, beh, ci conosciamo da 50 anni, quindi rispondo così molto direttamente a te, ma credo che tu centri il problema del dove sta la comunicazione tra paziente e analista e quanto certamente il paziente sa perfettamente che cosa noi stiamo provando, perché appunto
il processo comunicativo è bidirezionale. Il problema nostro specifico è quello di riuscire a sospendere il giudizio su quello che stiamo provando, di riconoscere che stiamo provando qualche cosa per conto terzi, diciamo, per conto di quell'altro, e del come elaborarlo. E questo è questo, come elaborarlo anche quando il paziente sente ciò che abbiamo sentito noi. E ciò che abbiamo sentito noi, bada bene, è il prodotto dell'intromissione del suo pensiero dentro di noi altri e del nostro modo di reagire al suo pensiero. Comunque, questo, una precisazione, non sono d'accordo quando tu dici che quando hai qualificato come conflittuali le differenze con De Masi. No, io spero proprio che con De Masi ci siano delle differenze, ci sono manifestamente, e che possiamo vederle e discuterne proprio perché non sono conflittuali, ma sono dei modi che abbiamo diversi di pensare certe realtà, no? Dunque, ha scritto nella chat un intervento Massimo Nardi, che inviterei però a intervenire perché è sicuramente meglio piuttosto che leggere il suo intervento. Posso dire sulla conflittualità, brevissimo, la conflittualità è qualcosa che nel lavoro psicanalitico è negato. Eh sì, da un certo punto di vista io non dirò mai a un paziente io ti voglio bene perché provo la tenerezza che ho verso un bambino piccolo e orfano, o non gli dirò io ti odio perché sento che tu mi stai aggredendo, no? E quindi l'aspetto della conflittualità viene negato nelle relazioni psicanalitiche da un certo punto di vista. No, non sono d'accordo. Ma l'elaborazione di questo è complicato. Ah, certo, questo sì. Io faccio molta fatica, per questo non mi vengono bene queste figure. Vabbè, andiamo avanti allora. Scusate. No. Benissimo. Posso grazie. leggere e casomai aggiungere qualche cosa. No, volevo chiedere ad Alberto Semi che rilevanza darebbe, no? Che significatività attribuirebbe nel processo psicanalitico a fenomeni così tanto descritti come l'enactment, no? Enactment inteso come, per sintetizzare, insomma, no? Come una drammatizzazione simmetrica, diciamo così, del funzionamento relazionale, no? Tra paziente e analista, come possibile forma, diciamo così, pre-rappresentativa che a mio avviso può dar avvio alle libere associazioni. Quindi c'è una questione temporale. Prima accade qualche cosa e proprio perché accade qualche cosa, un atto tra i due, questo può dar luogo o può avviare, diciamo così, un processo di libere associazioni e quindi avvicinare a forme rappresentative più raffinate, financo simboliche. Ecco, come trattare l'enactment, che sembra talvolta essere qualche cosa che accade prima, se il metodo, come io comprendo da Semi, sembra invece qualche cosa che c'è dopo. Ecco, quello che c'è prima come si tratta? In questo mio intervento mi metto in linea con quanto affermava Franco De Masi. A me sembra che se riduciamo il metodo alle libere associazioni ci possiamo solo occupare dell'inconscio rimosso. Per esempio, scrive Semi a un certo punto che le comunicazioni associative del paziente entrano nell'analista nel suo mondo inconscio, provocando uno sviluppo di attività di pensiero inconscio alla quale poi l'analista reagirà in vario modo a livello inconscio, preconscio e conscio, dando via, diciamo così, a questo andamento. A me sembra che qui ci sia un'inversione temporale, cioè io credo che l'esistenza dell'attività psichica dei due individui
che, diciamo così, prescinde persino il loro incontro, nell'incontro tra i due crea un'effrazione, cioè crea una violenza. Questo lo diceva Pierre Aulagné, cioè l'incontro di due attività psichiche può essere a volte dirompente, comunque è un'azione di forza dell'una sull'altra, che talvolta non è detto che sia qualcosa di avvicinabile in termini rappresentazionali o di raggiungibili attraverso un'attività libera associativa, è qualcosa che accade, e proprio perché accade forse promuove poi dopo anche delle libere associazioni. Ecco, mi fermo qui per capire se gli dà una rilevanza nel processo psicanalitico al fenomeno dell'enactment, oppure dobbiamo pensare che è qualcosa che ha un impedimento, come diceva Freud del controtransfer. Poi molti hanno detto di no, insomma, naturalmente. Grazie. Tocca a me? Dimmi. No, credo che sia importante quello che dici dell'enactment legandolo al prima e al dopo. Cioè, c'è sempre un prima agito. Sempre. Quando telefona un patente per avere un incontro, un primo colloquio, in quel momento e quando poi arriva sulla porta, manifestamente c'è un'azione reciproca. La possiamo poi giungere alla comprensione di che cosa è successo, punto di domanda. Questo dipende se si riesce a applicare il metodo, è questo il punto. Cioè, prima certamente c'è un'azione che si può classificare, concettualizzare in forme diverse, ecco, io questa distinzione tra il rimorso e il non rimorso, tra l'altro, credo che sia utile dal punto di vista metapsicologico, ma dal punto di vista clinico dell'esperienza che noi facciamo, credo che l'esperienza sia dell'avere a che fare con qualcosa che è totalmente inconscio. Che dopo sia stato rimorso o non rimorso, toccherà a noi poi man mano scoprirlo. Ma è una distinzione che viene più a livello teorico che a livello esperienziale, diciamo. Adesso c'è Angela Ianniti che aveva chiesto la parola. Sì, grazie Patrizio, grazie di questa bellissima relazione così rigorosa, anche se penso poi che quando applichiamo anche il metodo in questo modo e lo dobbiamo applicare in questo modo, l'oggetto si ribella straordinariamente e penso anche alla scrittura, però questo rende ancora più autentico il metodo, perché se si ribella l'oggetto significa che il metodo è quello giusto. Io vorrei ritornare su una questione su una cosa che lei ha scritto che mi sembra molto interessante e mi pone due domande. La prima è questa: lei dice le conoscenze che noi otteniamo attraverso il metodo psicoanalitico non sono immediatamente confrontabili con quelle che otteniamo con altri metodi. Allora, la mia domanda è proprio su questo immediatamente, cioè che cosa vuol dire immediatamente, cioè quale scarto temporale, se è uno scarto temporale, quello che esiste per una conoscenza. E subito dopo lei dice proprio le neuroscienze non possono né smentire né confermare le nostre scoperte o costruzioni e mi viene da dire anche invenzioni.
invenzioni che sono anche le invenzioni però, tra virgolette, delle neuroscienze. Allora, alla luce di questo, la mia domanda è allora quale possibile confronto tra neuroscienze e psicoanalisi, cioè quale è appunto il metodo da costruire e su quale, e in quale laboratorio, ecco, in quale certo. laboratorio, certo. E poi soltanto un piccolo ricordo che ha a che fare proprio con questo oggetto che si ribella, ma anche con questo oggetto che entra, cioè l'inconscio del paziente che entra nell'analista, e abbiamo grandi esperienze di questo, che è un po' anche quello che avviene per esempio nelle scoperte scientifiche. Io ricordo sempre, ho scritto anche una cosa su questo, che la professoressa Montalcini, quando scopre l'NGF, dopo delle difficoltà enormi con il suo capo Hamburger che gli diceva quello che tu hai fotografato è un errore della fotografia, non è vero che c'è un alone, non è vero che i gangli del simpatico fanno lo sprouting, lei dice e lo scrive: no, io sentivo che gli embrioni mi parlavano. Io sentivo che gli embrioni mi parlavano, quindi l'oggetto, e quindi non solo l'attività psichica, ma anche l'oggetto più, come dire, duro, l'embrione non è duro, ci parla in qualche modo, ci parla in qualche modo. Ecco, volevo dire questo. Certo. Grazie. Effettivamente è un punto... No, si sente? No? È un punto assolutamente importante. Io credo che un'aspirazione comune di tutti quelli che pensano, diciamo che cercano di pensare, sia quello di giungere a una conoscenza unificata. Perché? Perché questo corrisponde al fatto che fuori di noi riteniamo che ci sia un'unità che le chiamiamo universo, natura, ma comunque, e di cui facciamo parte. Allora, arrivare a una conoscenza unificata è un qualche cosa che non è immediatamente ottenibile. Ci riusciremo, ma certamente ci possiamo tentare. Io cito sempre da questo punto di vista il tentativo filosofico di Baruch Spinoza, perché Spinoza ha questa capacità di improvvisamente di scrivere una cosa, l'etica, in cui c'è tutto. Cioè, e tutto da un certo punto di vista logico e veramente ammirevole. Però è dal punto di vista filosofico, appunto, poi dal punto di vista scientifico come sarebbe stato. Per quanto riguarda le neuroscienze in modo particolare, io credo che siano, come dire, interessantissime proprio perché ci fanno vedere come col metodo scientifico certo tipo di realtà può essere interpretato, descritto, metaforizzato e via di seguito. Questo implica anche la fase 2, cioè quella dell'esempio citato, sentivo che gli embrioni. Lì è un problema, cioè nel senso quanto gli scienziati, diciamo, sono disposti a accettare questa componente. Questa componente che, notate, è stata sottolineata da Einstein direttamente, l'autobiografia di Einstein parla di questo fenomeno qua, no? Ma che è stata notata da tantissimi. La scoperta dell'anello benzenico, no? È un classico, no? Avviene durante il sogno, no? E via di seguito. In realtà questo ci può servire per i nostri scopi. In realtà succede che il sistema conscio e razionale ha bisogno di creare delle spiegazioni che sono diverse da quelle reali.
E quindi io dico sempre che se un matematico si sogna la soluzione di un teorema, non può permettersi però dal punto di vista scientifico di scrivere: questa notte ho fatto un sogno in cui il teorema si svolgeva così. E non può permettersi perché non è ammesso socialmente che un tipo di conoscenza di questo genere sia un vero tipo di conoscenza. Viene spostato, allora lui deve dare la dimostrazione con tutti i passaggi logici, matematici, per cui alla fine il teorema è dimostrato. Ma spesso nasconde che sotto c'è stato tutto là, esiste dall'altra parte tutta una corrente di matematica intuitiva cosiddetta, no? Allora credo che questo sia un problema che riguarda noi nel nostro rapporto personale con gli scienziati, cioè quanto riusciamo a avere un rapporto con gli scienziati facendo sentire loro che un certo tipo di comunicazione anche intrapsichica loro può essere utile per entrambi, punto di domanda. Questa è una prospettiva. Se abbiamo l'occasione di conoscere degli scienziati ci possiamo pensare. Grazie. Giuliana Campanella. Allora, spero di riuscire a parlare con una grande... Allora, io volevo riparlare e riagganciarmi al primo intervento che c'è stato a proposito di eco che precede lo sguardo. Allora, penso che la psicoanalisi, un trattamento psicoanalitico si basi sulla parola. Allora, volevo ritornare al discorso che si stava facendo rispetto al da remoto. Ecco, io potevo dire che nella mia esperienza personale mi sono rifiutata di lavorare da remoto in comune accordo con i pazienti, i quali mi hanno aspettato durante il lockdown, e ho offerto loro la chance di potermi eventualmente chiamare per telefono, cosa che non è avvenuta, e quindi ci siamo reciprocamente aspettati. Allora, io mi chiedo quale possa essere l'esperienza da remoto, che però io personalmente non ho sperimentato, perché appunto non l'ho praticata. Ma davvero passa qualcosa che si possa si può chiamare inconscio? Allora, noi sappiamo che mente e corpo sono un tutt'uno. Non occorre adesso scomodare la psicosomatica, ma sono un tutt'uno. E mi chiedo se non sia il caso di chiamare queste operazioni di trattamento terapeutici da remoto in un altro modo. Perché mi sembra molto pericoloso il fatto che si possa arrivare proprio ad una scissione fra mente e corpo. Perché il corpo in analisi comunica attraverso un movimento, un aggiustamento, cioè comunica. Noi sappiamo la comunicazione non verbale del corpo, sappiamo cos'è il corpo in analisi, abbiamo tanto letto e tanto scritto. Allora, mi sembra che è un po' come far finta che tutto questo non sia vero, mi sembra un po' una sorta di falsificazione. Allora, tutto noi possiamo fare, ma l'importante è chiamare le cose con nome giusto e quindi contemplare l'esistenza delle differenze e dire questa cosa è così, si chiama così e si chiama così. Ecco, ma io non credo che si possa parlare di psicoanalisi lavorando da remoto. Ecco, questo è un mio pensiero che corrisponde anche a quello che io ho fatto durante il periodo, scusate, il periodo in cui era difficile incontrare i pazienti. E ci siamo attesi come durante la vacanza estiva. C'è un ponte, c'è un intervallo, c'è una sospensione e poi si riallaccia alla fine dell'estate. Ecco, questa è la mia esperienza, quindi mi sembra che è il nostro lavoro che si basa sulla parola e non sull'immagine. Certo. Scusate, ma non posso parlare ancora perché ho molta tosse oggi a proposito di corpo. No, ma sono assolutamente d'accordo, solamente che l'unica obiezione che ti posso fare è che allora a questo punto l'interrogativo è ai colleghi che viceversa hanno ritenuto di continuare via Skype, via Zoom, eccetera, eccetera, spetta il compito di elaborare
questa differenza e di spiegare le tecniche e le modifiche. Credo che questa sia una domanda che stiamo ponendo a loro e che bene o male l'importante è che ci diano una risposta, che non si dica che è lo stesso, perché non è lo stesso, certamente. Questo è un punto fondamentale. Grazie. Franca Munari. La questione è di una complessità eccessiva, nel senso che poi a quest'ora diventa ancora più difficile da gestire con tutte queste suggestioni. Mi sembrava importante questa questione dei tempi, che era venuta fuori a un certo punto, che io legherei anche proprio al discorso, per esempio, del processo di scrittura, perché per quello che riguarda la scrittura si scrive comunque dopo che è accaduto qualcosa, dopo che c'è stato un incontro, dopo che si è pensato una cosa, quindi la scrittura è qualcosa che avviene in un momento secondo e per quello che mi riguarda, quando mi sono trovata a scrivere di pazienti, cosa che per esempio per i passaggi societari è stata una cosa di enorme fatica per me, perché dovevo letteralmente reimmettermi nella condizione della relazione con quel paziente. Questa operazione mi ha fatto pensare, la difficoltà di questa operazione, l'intensità di questa operazione, mi ha fatto pensare a molte cose, anche perché il paziente che poi usciva da questi scritti era un paziente diverso dal paziente che io avevo conosciuto, con il quale avevamo scambiato delle cose, e le cose che io comprendevo di lui scrivendo di lui e che il paziente, fra virgolette, mi raccontava mentre io scrivevo di lui erano diverse. E difatti quella volta io scrissi poi un lavoro che si chiama L'autore della storia, dove chi è che scrive la storia del paziente quando tu vai a scrivere di lui, perché è una cosa molto complessa, secondo me, anche questa questione. E l'altra riflessione che facevo era riguardo a questo aspetto dell'azione così importante rispetto alla parola, e l'ho fatta io questa riflessione anche rispetto all'analisi infantile, nel senso che nell'analisi infantile esiste la necessità di compiere delle azioni, magari anche molto limitate. Alcuni analisti infantili limitano tantissimo le loro azioni, altri no, teorizzano che solo giocando con il bambino si può lavorare, però il tipo di situazione che viene a crearsi ha delle differenze in termini di percezione. Qui torna il discorso di prima, no, dei vari livelli, delle varie forme di percezione in presenza da remoto del corpo e della difficoltà che ci può essere, io credo, e che è molto difficilmente pensabile nel momento in cui si deve compiere delle azioni, collaborare in un gioco, fare una parte in un gioco, piuttosto che andare a vedere che cosa il bambino sta facendo nel momento in cui lui si allontana per fare qualcosa per i fatti suoi, dove la componente motoria di azione e motoria proprio ha una qualità, una quantità di scarica e di agito, sempre fra virgolette, che altera incredibilmente il livello del pensiero che si può mettere in moto in una certa situazione. Questo perché io credo che c'è una bellissima citazione che io trassi da Pessoa, in quel caso il marinaio, dove le vegliatrici che dovevano passare una notte raccontandosi cose, dicevano alternativamente stiamo ferme, perché stando fermi ci vengono alla mente più pensieri rispetto a muoviamoci, perché passeggiando ci vengono in mente più cose. Quindi l'aspetto della presenza, dell'uso del corpo in tutta questa vicenda è sicuramente di grande importanza in una direzione in presenza, piuttosto che nell'altra direzione anche da remoto. Insomma, il discorso è molto complesso, però questo secondo me è uno degli aspetti della questione. Alcune cose vengono attivate, altre limitate o bloccate
dalle diverse situazioni di setting che vanno a strutturarsi. Posso solo ringraziarti, credo, no? Perché credo che questo completi certe cose che dicevo io, no? Quella della scrittura certamente, no? E poi tutto, allora, l'esperienza psichica che l'analista fa quando appunto ricostruisce, diciamo, il suo paziente. E lì è interessante riuscire a comprendere quant'è il proprio paziente che si ricostruisce e quant'è viceversa il paziente che è rimasto fuori, no? Sì, è pazzesca questa cosa, secondo me, è assolutamente difficilissimo stabilire questo. Certo. Infatti, questo titolo che io diedi a questo lavoro, l'autore della storia, era proprio su questa impossibilità, no? E però di sicuro delle cose di quel certo paziente io riuscii a pensarle soltanto scrivendolo quando avevo finito con lui. Certo. Ed era come se lui me le raccontasse, però come sensazione che io avevo andando a scrivere. E questo naturalmente ci interroga su quanto rimane dentro di noi, no? Di ciascun paziente, no? Che è una cosa assolutamente importante, interessante, a volte anche inquietante, no? Perché cos'è che ci rimane dentro, no? Ecco, questo per quanto riguarda poi il problema corpo, azione, attività motorie, eccetera, eccetera, sono assolutamente d'accordo e credo che sia uno dei punti su cui per pro bono pacis, non lo so perché, insomma, ma certamente non è stato discusso, elaborato a fondo a proposito dell'analisi dei bambini, dell'analisi infantile. E forse io per esempio lo considero un aspetto sintomatico, proprio un sintomo, il fatto che negli scritti di Melanie Klein tenda a scomparire assolutamente il concetto di rappresentazione e viene messo in primo piano assolutamente il punto di vista della seconda topica, diciamo, nonostante che il concetto di rappresentazione da questo punto di vista sia assolutamente utile proprio per capire la differenza dell'investimento energetico che viene lanciato verso una direzione, quella della parola, o nell'altra direzione, quella muscolare, diciamo, motoria. Vabbè, comunque. Discorsi molto... sì. Scusa Franca. No, discorsi molto complessi. Per esempio, a questo proposito, Florence Guignard fa un discorso molto interessante, cioè nell'analisi con i bambini, fino a che punto l'analista è un oggetto di appoggio e fino a che punto è un oggetto di transfer. Esatto. E è un'altra questione enorme, credo, proprio in questo senso. Però non è così vero che la Klein non vada alla rappresentazione, Alberto, non sono così Parla Ti di mando, oggetti interni. Per esempio l'uso del concetto di oggetto è usato in alternativa al concetto di rappresentazione, perché il concetto di rappresentazione è molto più microscopico e quindi dal punto di vista freudiano, nonostante che Freud poi ovviamente parli dell'oggetto, ma l'oggetto è sempre un qualche cosa che risulta dalla costituzione di legami inconsci tra miriadi di rappresentazioni. Viceversa, a volte si ha un'impressione che l'oggetto kleiniano sia un qualcos'altro, insomma. Comunque, sono le 23:20. Però io volevo dire anche due tu o tre volevi. Cosine. Sì, dai. Purtroppo ho perso dei pezzi perché il collegamento a proposito di quello che si diceva è partito. Allora, 2 o 3 cose telegrafiche. Tu dici che dobbiamo dare per certo che l'applicazione del metodo è un'evenienza che va cercata, va sistematicamente
applicata laddove si può, ma che potrebbe anche essere un fatto non costante o addirittura episodico. Allora, detto così, esistono pazienti per i quali, dal tuo punto di vista, il metodo psicoanalitico non è applicabile e quindi non è applicabile la psicoanalisi? Perché quello che diceva prima Franco De Masi potrebbe anche essere trasformato nel posto che il metodo a cui miriamo è quello, e in ogni caso qualsiasi comunicazione, si tratti di quella che diceva Nardi, quella che dicevano altri, qualsiasi comunicazione nell'analista può attivare un processo di libera associazione. Oppure no? Primo. Secondo, ampliamento, estensione del metodo. È una delle formule che sentiamo più utilizzate da un paio d'anni soprattutto. Ma secondo te estensione del metodo o estensione dell'ambito di applicazione del metodo? Estensione dell'ambito di applicazione del metodo, tutto sommato ne hai parlato nel tuo lavoro. Estensione del metodo è, che senso può avere? Estensione del metodo, per esempio, prima, quello che riportava De Masi, potrebbe rientrare nel tuo discorso in una estensione del metodo che fa perdere però il metodo. E allora tu che ti guardi attorno, che cosa ritieni un'estensione del metodo che porta fuori dell'orizzonte del metodo? Terza cosa, e poi taccio. In quest'ultimo scambio che hai avuto con Franca, ma soprattutto in alcuni altri lavori, non in questo, sembra di capire che dal tuo punto di vista una serie di modificazioni del metodo o estensioni del metodo sono state in qualche modo incentivate o addirittura sembrerebbe determinate da un'assunzione, potremmo dire, privilegiata della seconda topica. Quasi quasi colpevole la seconda topica di queste estensioni, tra virgolette, snaturanti. Allora volevo sentire dal tuo punto di vista in che modo la seconda topica potrebbe essere di supporto e ampliamento della teoria del metodo che è stata fatta ai tempi della prima topica. Sono domande da poco e per fortuna che le hai fatte alle 23:25 in maniera che nel 23:26 finiamo, ma no, sono domande di base, credo, no? Cerco di rispondere sinteticamente dichiarando che ovviamente si tratta di come la penso io e che quindi ovviamente c'è ambito per la discussione, no? Io credo che la prima è l'applicazione del metodo va cercata sempre, ma potrebbe essere non costante o episodica. Sì, io non credo che questo implichi che allora ci sono pazienti per i quali non è applicabile. Credo che l'interrogativo sia perché non riusciamo ad applicarlo.
E quindi, come dire, come riusciamo a portare a un livello di comunicazione che comunque c'è, perché comunque chiunque entri nel nostro studio e anche per il semplice fatto di entrare ci sta comunicando qualche cosa, come fare, e questo è un problema tecnico, che strumenti adoperare per portarlo al livello che implica l'uso del metodo delle libere associazioni. Credo che questo sia un compito tecnico che noi dobbiamo fare e che dobbiamo fare così, con grande franchezza, ma anche con grande umiltà, cioè sapendo che spesso falliamo su questa strada qua. Ma perché? Perché io credo che noi, ciascuno di noi, non tollera il funzionamento di questo metodo a lungo. Questo è il, il punto fondamentale. E allora la domanda 2 che fai, cioè cosa porta fuori del metodo, cosa significa estendere il metodo, è questa. Io, se devo dire molte cose che vedo attuali, mi sembrano cose fatte per cercare un accordo con varie categorie di persone, colleghi, psichiatri, epistemologi, neuroscienziati, ma dove l'esigenza di base è trovare un accordo. Invece il problema non è quello, secondo me, non è il problema di trovare l'accordo, rinunciando a qualche cosa del metodo, guardate bene, ma è quello di chiedersi come si può, come dire, utilizzare approfondire il nostro metodo e le nostre tecniche conseguenti in maniera tale da riuscire a farci ascoltare e a ascoltare gli altri. Questo è il punto. L'ultimo punto invece è quello che mi interessa di più, è quello, l'assunzione privilegiata della seconda topica. Io credo che sia una difesa nostra, una difesa di tutti noi psicoanalisti, quella di usare uno schema o un altro teorico, e che ci sia molto difficile, veramente molto difficile, tenere presente sempre la complessità della faccenda. Da questo punto di vista, effettivamente, uno dei modi difensivi, secondo me, più tipici è quello di isolare la prima topica dalla seconda e di usarle magari alternativamente, ma non di vedere l'integrazione possibile tra l'una e l'altra, che invece secondo me è assolutamente fondamentale. Quindi non si tratta dell'isolamento di una topica rispetto all'altra. Credo che questo dubbio fosse venuto anche a Freud quando all'inizio proprio del saggio sull'io e l'ess, a un certo momento dice, ma aspetta, qua diciamo dell'inconscio rimosso, poi dell'inconscio non rimosso, poi diciamo di un terzo tipo di inconscio, ma allora riduciamo l'inconscio solo a una qualità dello psichico e non ha più tutta l'importanza che aveva nella logica precedente. Qui si ferma un attimo e dice, non ci dobbiamo dimenticare che questa dell'inconscio è una delle poche scoperte che ci fa luce nel buio della profondità dell'animo umano. Ecco. E allora, che è come dire, stiamo attenti che è rischioso quello di pensare in termini solo di io, oppure di considerare l'inconscio solo come una categoria in un certo senso obsoleta da questo punto di vista, perché l'io è più importante, quando invece l'importante è integrare, riuscire continuamente a integrare questi diversi punti di vista metapsicologici e
farci un'idea certamente complessa dell'animo umano, ma fortunatamente è anche molto più ricca. Non è colpevole la seconda topica, anzi. Il rischio, semmai, è che prima o seconda topica che sia, il dibattito tra le varie topiche serva a non stare a osservare la dinamica pulsionale, che è quella che a me spaventa, cioè che a un certo momento le pulsioni spariscano e si vedano solamente dei giochi di difese o dei problemi strutturali. No, c'è sempre di mezzo lo zampino della pulsione e quindi del determinismo psichico, come si vedeva prima, eccetera, eccetera. Non so se ho risposto, ma insomma. Ovviamente potremmo andare avanti a lungo, Sì. però a quest'ora credo che possiamo accontentarci.